l'amore. Tu sei la gioia degli innamorati che vengono di tutti i paesi, felici su di stare sempre qua. L'amore sboccia a mezzo ai giardini di zagara, d'arance e mannarini. L'amore siciliano che mette tanto ardore in talo cuore. L'amore siciliano di lette in alo poco si picchiò. Le notti a Taormina sono dolci, lo cielo è tutto stile arraccamato. L'amore siciliano a tutti piace, perché è fatto di sincerità. L'amore siciliano che mette tanto ardore in talo cuore. L'amore siciliano di lette in alo fuoco si picchiò. terra calda, dai colori caldi e solari, come il sole che in questo momento illumina Piedimonte. Signori lettori, ancora una volta qui a Piedimonte, proprio per completare quello che è stata e sarà la festa della vendemmia per la terza ed ultima giornata a Piedimonte e Tenneo. Quando si dice che la commozione gioca brutti scherzi, sì, la Sicilia veramente quanto c'è viaggia tra le vene. Poco fa, adesso, durante i gruppi folcloristici stanno praticamente attraversando la via principale di Piedimonte e Tenneo, facendo emozionare tutti coloro che stanno guardando proprio questo spettacolo puro, tutto siciliano. Grazie Sicilia, grazie per questa ricchezza che ci doni. Andiamo a raccogliere emozioni? Sì, dai, andiamo. Lei con chi è qui a Piedimonte? Sono con la mia signora, io non sono di Piedimonte, ci vengo solo nel periodo estivo per le vacanze, anche se sono siciliano, ma sono già da 55 anni a Milano. Benissimo, lei praticamente dicendomi questo mi dà ancora un motivo in più per essere orgogliosa di averla fermata. Quindi lei è un siciliano che torna nella sua terra per vivere quello che è la bella stagione. Mai dimenticare la propria terra, gli usi, i costumi e soprattutto la lingua. Noi a casa mia parliamo il siciliano stretto, i miei figli lo capiscono anche se non lo parlano perché loro sono nati lì a Milano, di conseguenza parlano un po' l'italiano, però capiscono perfettamente il nostro dialetto. Posso chiedere di che zona è siciliana? Io sono di Palagonia, nativo, mia moglie di Giarre. Sono andato via da Palagonia che avevo 17 anni e da quando sono andato via non ci sono più tornato, tranne sporadicamente per andare a vedere alcuni miei parenti che ancora ci sono. Benissimo, ha vissuto la festa della vendemmia in tutte le sue 3 giornate o solamente oggi? Ieri e oggi. E devo dire che è una festa che
prende sempre, tutti gli anni, anche se ultimamente è stata un po' più abbandonata rispetto a tempo fa, 10-15 anni fa, c'era molta più scelta di gruppi folcloristici, c'erano i sbandieratori, c'era tanta gente che faceva folklore. Invece ultimamente un po' è andata a scepire, diciamo, questa cosa qua, anche se devo dire che in questo momento Probabilmente quest'anno è un po' diversa. è un po' diversa, sì, quest'anno sì. Quest'anno abbiamo avuto 9 gruppi folcloristici, tanto quanto sono le province siciliane. Una cosa nuova che non c'era gli anni addietro, il coinvolgimento del pubblico per quanto riguarda la pigiatura. Bravo. Che con i bambini, che questo fa un onore al sindaco e alla giunta che in qualche modo ha fatto questa cosa qui, perché vuol dire far partecipare anche gli altri questo evento così emozionante, così bello. È come fare un tuffo nel passato per quanto riguarda i più anziani e far vivere invece un'emozione nuova ai giovani che magari non conoscono. A proposito di giovani, quindi lei mi sta dicendo che è un papà presente con i suoi figli? Senz'altro. Come parla lei ai suoi figli della Sicilia? Quale volto presenta? Allora, i miei figli sono innamorati della Sicilia, fino a quando riuscivo a portarle qua l'ho sempre portate. Adesso ognuno è per casa sua, un po' vengono, qualche volta vengono anche con noi, vengono per le vacanze, però un po' meno che noi. Noi siamo più attaccati perché siamo nativi di qua, la nostra terra ci richiama sempre. Certo. Loro vengono sporadicamente, però vengono. Per esempio quest'anno è venuta la figlia, la ragazza, è stata qua una decina di giorni ad agosto per vedere un po' i parenti e un po' tutti. Bene, adesso noi le auguriamo buona festa ancora, speriamo di rincontrarla anche più tardi alla pigiatura, sì, dove saremo presenti con un salotto culturale, avremo dei poeti, dei cantanti che esprimeranno la loro arte in musica e in poesia. Va bene, le auguriamo anche un buon rientro e chissà mai, ci vediamo magari l'anno venturo? Sì, sicuramente, questa è una promessa. Un abbraccio, buona festa. Buona serata. Salutiamo il gruppo di Giulietta Maria Messina, il Menudo. Signori lettori, siamo sempre a Piedimonte, adesso è la volta di sentire la voce di un piedimontese che per strada, tra la gente, si è quasi offerto volontariamente per dire la sua emozione, per confrontare con noi la sua emozione. Un piedimontese che vive la festa della vendemmia. Buonasera, lei è il signor?
Io sono Marcello Motta. Marcello Motta, lei è la signora? Francesca Palazzolo. Siete coniugi? Sì. Benissimo, quindi piedimontesi. Noi siamo giunti già alla terza ed ultima giornata della festa della vendemmia. Abbiamo seguito, noi come gruppo letterario, culturale, tutte le 3 giornate, una più bella delle altre e una più emozionante delle altre. Personalmente mi sono anche commossa, proprio ultimamente con la sfilata di quelli che sono i gruppi folcloristici, sono molto belli. Ma l'emozione che prova un piedimontese nell'ospitare questa moltitudine di persone, che o forse curiosa o amante della tradizione, giunge fin qui. Quindi voi di Piedimonte aprite le case vostre a tutti coloro che vogliono ammirare tutto questo che noi già vediamo. Fuori di dubbio l'emozione è tantissima, tra l'altro per me è ancora più grande perché io sono stato uno degli ideatori della festa della vendemmia. Sono già assessore alla cultura del comune di Piedimonte Etneo e quando abbiamo pensato insieme al sindaco allora Pippo Cavallaro e con la buonanima di Giovanni Romeo di riprendere la tradizione della festa della vendemmia, che originariamente era la festa dell'uva a Piedimonte sino agli anni 40 così, e pensavamo di creare una festicciola per i piedimontesi. Invece grazie a questa intuizione abbiamo poi scoperto, visto il lavoro grande che abbiamo messo, di aver creato la festa di popolo, non la festicciola di paese, no? E quindi è un'emozione che si rinnova ogni anno per noi piedimontesi, quella di poter accogliere migliaia di persone per poter far vedere il nostro paese, le nostre peculiarità, ma in particolar modo per rievocare la festa della vendemmia. La vendemmia così come veniva ed era gestita sino agli anni 50, no? E quindi sicuramente, come dicevo prima, la festa di popolo che accoglie l'emozione grande di noi piedimontesi, e di questo sicuramente vi diamo anche grande ringraziamento a voi altri giornalisti e quant'altri che ci date la possibilità di far conoscere tramite la festa della vendemmia il nostro paese anche fuori dalle porte delle mura cittadine. Grazie. Grazie a voi, veramente. Io volevo fare un'ultima domanda, se possibile, alla sua gentilissima consorte. No, signora, semplicissimo da rispondere, perché penso che quello che le sto per chiedere è una cosa che è innata in tutte noi donne. Come spiegherebbe ad un giovane, ad un bambino, la parola tradizione e andare a Piedimonte Etneo a festeggiare insieme la cittadina? Oggi sono i genitori che non spingono più i bambini a questo è già un punto di partenza, quindi cominciamo dai genitori. Allora facciamo l'appello ai genitori. È la realtà di oggi in cui viviamo, quindi devono essere i genitori a insegnare a questi bambini le tradizioni passate. E allora un appello ai genitori prima di arrivare ai bambini. Cerchiamo di stimolare e di far conoscere il più possibile le nostre tradizioni per poterle conservare, poterne gioire anche tra qualche anno con i nipotini, no? Certo, soprattutto. Vi auguro buona festa. Grazie. Sicilia Cuore Mio vi abbraccia e se volete potete vedere la vostra intervista dentro il nostro servizio su Facebook, la Sicilia Cuore Mio. Va bene? Grazie. Thank you.